migliore. Percorrevano l'Italia da nord a sud guadagnandosi da vivere con le truffe ad anziani. Anche nel veneziano arrestato dai carabinieri di Mestre 2 napoletani. Adrenalinico inseguimento sul passante di Mestre tra la Polstrada e 2 BMW in gara di velocità tra loro, infrante ogni limite di legge, buon senso prima dello stop all'altezza di Martellago. L'assessore Boraso tuona contro il ruolo delle banche nel fallimento della società proprietaria delle aree dell'ex ospedale di Mestre. Il buco del degrado resterà tale per colpa di questi speculatori. Si trasformi il Pala Expo di Marghera nel nuovo palazzetto della Reyer. La proposta del PD anima il dibattito sugli investimenti nell'area dei Piri, di proprietà del sindaco Brugnaro. Mezzo Veneto orientale costretto a letto dal picco dell'influenza stagionale. L'appello del direttore dell'ULS 4 Bramezza: ospedali vicini ai limiti di capienza e i medici di base facciano gli straordinari. Nell'eterna polemica tra chi considera gli autovelox sistema di sicurezza e chi trappola per far cassa e rompe il parroco di Bibbione Don Andrea Avena. Chi prende multe commette peccato. La crisi è ufficialmente dietro le spalle, la Reyer torna a far sognare. Spugnata a Milano nonostante gli infortuni, gli Oro Granata chiudono il girone d'andata al secondo posto, dietro Avellino. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete dunque sentito dai titoli: lunga serie di crimini di una coppia di truffatori seriali è stata interrotta dai carabinieri di Mestre. Sentiamo. Percorrevano l'Italia da nord a sud, guadagnandosi da vivere con le truffe ad anziani indifesi. Dopo una lunga indagine dei carabinieri della compagnia di Mestre sono scattati gli arresti domiciliari per Edoardo Mazzucchiello e Massimo Pace, napoletani di 51 e 42 anni. Sono dei criminali che sfruttano proprio le condizioni di minorata difesa delle persone anziane e quindi, approfittando di queste circostanze, compiono un reato particolarmente odioso che noi cerchiamo di contrastare con particolare vigore. L'indagine è partita nell'aprile 2016 dalla segnalazione di un 86enne di Mira. Un sedicente assicuratore gli aveva telefonato avvertendolo che il figlio si era reso responsabile di un incidente stradale. Per avviare le pratiche necessarie a evitargli la prigione, l'anziano avrebbe dovuto pagare una grossa somma in contanti. A confermare la storia del truffatore un'ulteriore telefonata del complice, che si era finto un carabiniere. Ma l'anziano insospettito ha chiamato i veri militari della locale stazione. I 2 truffatori sono quindi scomparsi, ma le indagini su di loro non si sono mai fermate. A Orvieto i delinquenti sono riusciti a farsi consegnare 1.500 euro da una signora di 86 anni, ad Ancona hanno provato a truffare una novantenne, a Giulianova, in provincia di Teramo, i carabinieri hanno finalmente arrestato uno di loro, prima che sottraesse 3.000 euro all'ennesima anziana. Il complice è fuggito in Spagna, ma ha trovato i militari ad aspettarlo al suo ritorno nel napoletano per le ultime vacanze di Natale. Da tempo abbiamo avviato proprio una notevole attività di informazione nei luoghi di aggregazione delle persone anziane che, devo dire, hanno portato degli ottimi risultati, perché poi il dato investigativo e quindi il successo investigativo dato con l'operazione di oggi parte in realtà proprio da una buona prevenzione, dal fatto che un anziano informato si fosse subito insospettito rivolgendosi ai carabinieri. Una folle corsa lungo la tangenziale con sorpassi pericolosi, poi l'inseguimento della polizia stradale che ha bloccato i 2 automobilisti a Martellago. Sfrecciavano fra le auto sorpassando a folle velocità una domenica di paura in autostrada. 2 le macchine che percorrevano la A4 ad oltre 200 km/h nel territorio vicentino. A lanciare l'allarme altri automobilisti che hanno subito allertato la polizia stradale. I 2 automobilisti sorpassavano a destra e a sinistra come se la strada fosse una pista di gara. La polizia ha diramato in pochissimo tempo l'allerta anche ai colleghi delle province limitrofe. Le 2 macchine hanno continuato la pericolosissima corsa in direzione Trieste, imboccando il passante di Mestre. Ad attendere i 2 automobilisti 3 pattuglie della polizia stradale, ma le 2 macchine, invece di rallentare e fermarsi, hanno continuato la strada. È iniziato così un inseguimento che è terminato solo in località Martellago, quando la polizia è riuscita a bloccarli, fortunatamente senza che nessuno si facesse male. I conducenti delle 2 auto, poste sotto sequestro, hanno subito il ritiro della patente e dovranno pagare fior di multe. Ancora non è chiaro il motivo della folle corsa che ha messo in pericolo altri automobilisti. Gli accertamenti sono al vaglio della polizia stradale.
Il buco nel cuore di Mestre, dove si trovava un tempo l'ex ospedale Umberto I, resterà tale per colpa delle banche. E è l'interpretazione dell'assessore comunale Renato Boraso, che si scaglia contro la mancanza di eticità degli istituti di credito. Il buco dell'Umberto I rischia di restare preda del degrado per gli anni a venire dopo l'ufficializzazione del fallimento della società DNG proprietaria dell'area. La prima udienza si terrà ad aprile, ma l'assessore comunale al patrimonio Renato Boraso ha chiesto un incontro col curatore nella speranza che rientrino al più presto nella disponibilità del comune i beni destinati a uso pubblico. Quasi 1,5 ettari di parco pubblico, la chiesa dell'ex Umberto I oggi affidata alla comunità greco-ortodossa e tutti gli altri immobili, il padiglione Cecchini, cioè tutti quei padiglioni importantissimi anche in via Antonio da Mestre su cui potevamo fare dei progetti e che non possiamo farli perché le banche hanno messo le ipoteche sugli immobili della città, sugli immobili della comunità pubblica. Le stesse banche che si sono rifiutate di togliere l'ipoteca su quelle aree per farle acquisire dal comune, si arrabbia Boraso, hanno poi presentato l'istanza di fallimento per la società. È una cosa inaccettabile dal punto di vista etico. È chiaro che il sistema bancario in questo momento sta facendo di tutto di più in questo Veneto, basta pensare a quello che è successo con le grandi banche venete in questo momento, ma questo no. Noi vorremmo assolutamente parlare col curatore di questo fallimento perché almeno questi beni siano consegnati alla città. Ci auguriamo che prevalga il buonsenso e quelle aree ci vengano restituite in tempi accettabili, avverte Boraso, in caso contrario faremo comunque valere i nostri diritti. Noi valuteremo tutti i percorsi, certamente il dialogo, ma anche valuteremo ogni percorso con il nostro ufficio legale, con l'avvocatura civica del comune, che valuterà come e in che termini inserirsi nel fallimento, perché dobbiamo difendere in tutti i modi questi beni pubblici che potrebbero cambiare il volto della città del centro di Mestre. Risolti i disagi per migliaia di famiglie veneziane rimaste senza acqua da venerdì scorso a causa di un danno alla tubatura Veritas provocata da un'imbarcazione che transitava in una zona interdetta alla navigazione. Ed ora Veritas chiederà i danni. Verrà segnalata con tanto ed esposto l'imbarcazione che venerdì sera ha tranciato una conduttura di Veritas lasciando a Venezia migliaia di famiglie senza acqua. Certamente segnaleremo a chi di dovere cosa è successo, anche perché bisognerà cominciare a pensare a un sistema diverso o comunque più efficace di protezione dei tubi. Nel frattempo è stato riparato il tubo rotto e ripristinata la normale fornitura di acqua. Intervenuto un team di oltre 10 persone, i tecnici della Veritas con un paio di sub, oltre ad altrettante imbarcazioni, pur una benna meccanica, tutti al lavoro incessantemente da sabato presto fino a ieri sera. I lavori si sono conclusi intorno alle 19, mancavano da fare solamente dei piccoli lavori di rifinitura. Comunque già da ieri sera tutta la città è tornata ad avere una pressione idrica normale. Da stabilire ora come la grossa imbarcazione che ha causato l'ingente danno si trovasse lungo l'Arsenale in quella zona di secca normalmente interdetta alla navigazione. L'imbarcazione stava in una zona dove non doveva essere, quindi in una secca. Forse, ma però stiamo ipotizzando, potrebbe aver fatto una manovra in retromarcia, potrebbe aver cambiato senso di marcia e quindi essere entrata in secca con la zona del timone e dell'elica e quindi aver provocato il danno, però siamo esclusivamente nel campo delle ipotesi. Si trasforma il Pala Expo di Marghera nel nuovo palazzetto della Reyer. La proposta arriva dal Partito Democratico come possibile soluzione al dibattito di questi giorni sugli investimenti nell'area dei Pili di proprietà del sindaco Brugnaro. Il comune rinuncia al progetto del Palasport ai Pili e appoggi l'idea di realizzare la struttura con investimenti privati in un'altra zona della terraferma. L'appello arriva dal capogruppo PD in Consiglio Comunale Andrea Ferrazzi, che più che sul presunto conflitto di interessi del sindaco Luigi Brugnaro punta il dito sui tempi di realizzazione del progetto. Nell'area dei Pili, sostiene, i tempi per le necessarie varianti urbanistiche e le autorizzazioni ambientali non sono compatibili con l'urgenza di dotare la Reyer di un nuovo palazzetto. Ci sono invece delle soluzioni assolutamente più veloci. La prima è quella di verificare con attenzione il destino del Palexpo. A 200 metri dai Pili c'è questa struttura assolutamente nuova, appena costruita. Sembra, per quanto detto, insomma,
dai tecnici che sia assolutamente stata pensata anche per fare eventualmente un palazzetto dello sport, sono 10.000 metri quadrati, si verifichi fino in fondo l'ipotesi. Un altro grande vantaggio di questa ipotesi, osserva Ferrazzi, è che l'investimento privato è già stato fatto. Le spese sono già coperte e il proprietario dell'immobile avrebbe tutto l'interesse alla sua valorizzazione. C'è un ampio parcheggio, c'è una viabilità adeguata, c'è un investimento, un finanziamento del Ministero dell'Economia che prevede un ampliamento del viario e quindi nel giro di pochissimo tempo, con destinazione già appunto permessa dal piano regolatore del Comune, si potrebbe fare. Dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto un'impresa del Trevigiano, i grillini tornano a lanciare l'allarme sui presunti rischi per la salute in un'area dell'aeroporto di Tessera. Rifiuti pericolosi interrati sotto l'asfalto del parcheggio P5 all'aeroporto Marco Polo. L'ipotesi su cui la Procura di Venezia sta indagando da anni torna a preoccupare i cittadini dopo la recente condanna per traffico illecito di rifiuti pericolosi dei vertici della ditta Mestrinaro di Zero Branco, la stessa che a suo tempo aveva realizzato i lavori del parcheggio. La Procura di Venezia ha denunciato già anni fa la possibile presenza nel parcheggio di sostanze altamente inquinanti, quali nichel, cromo, arsenico, che potrebbero anche essere andate a intaccare la falda acquifera ed essersi quindi riversate in laguna. Per questo noi chiediamo spiegazioni, noi vogliamo sapere, vogliamo avere il collaudo tecnico-amministrativo di questo parcheggio, che altrimenti non potrebbe proprio essere aperto. Nonostante le nostre numerose segnalazioni ai ministeri, alle amministrazioni competenti, denunciano dal Movimento 5 Stelle, quel parcheggio continua a essere pienamente operativo, pur in assenza del necessario collaudo. In più occasioni ho chiesto a Save tutta la documentazione relativa alla vicenda, racconta Elena La Rocca, e ogni volta mi è stato garantito che mi sarebbe stata fornita, ma finora non è stato così. Noi vogliamo avere garanzie sulla salute della città e dei cittadini, perché il sindaco è responsabile per la salute dei cittadini. Ho fatto fare 2 commissioni su questo tema e al momento non sono arrivate risposte nell'attesa dell'esito della magistratura. Però io credo che la salute dei cittadini non debba aspettare i tempi della nostra magistratura. Era stato annunciato proprio in questo periodo e puntuale è arrivato il picco dell'influenza. A testimoniare questo gli afflussi al pronto soccorso dell'ULSS 4. All'ospedale di Portogruaro la media giornaliera degli accessi è passata dai circa 70 agli attuali 90. Analogo il trend al pronto soccorso di San Donà di Piave, dove si è passati da una media di 100 a circa 147 accessi giornalieri. Al pronto soccorso di Jesolo dalla media di 35 giornalieri si è saliti al picco di 50 giornalieri. L'eccezionale afflusso ha dunque determinato l'aumento dei ricoveri. Il personale aziendale sta facendo tutto il possibile per gestire al meglio l'ondata di persone nei pronto soccorso, spiega il direttore generale dell'ULSS 4 Carlo Bramezza, che poi lancia 2 appelli. Il primo alla cittadinanza: in caso di bisogno rivolgetevi in primis al medico di famiglia o alla guardia medica nei giorni prefestivi e festivi o in orario notturno. Il secondo appello è rivolto ai medici di famiglia che rivestono un ruolo fondamentale nell'organizzazione della sanità pubblica. Considerato l'elevato numero di persone influenzate, l'invito a prolungare l'orario di ambulatorio quando necessario. Chi corre sulle strade è un peccatore, a dirlo Don Andrea Avena, parroco di Bibbione. Lo spunto è partito dalla comunicazione chiesta dalla polizia locale di informare i cittadini sull'installazione di alcuni autovelox nel territorio. Il parroco non si è limitato a questo. Sentiamo. Ho ritenuto anche opportuno, rivolgendomi alla mia comunità cristiana, ricordare che violare il codice della strada è un peccato e quindi in fondo metto a rischio la mia vita personale, ma posso mettere a rischio anche la vita dell'altro. Così Don Andrea si è rivolto ai fedeli. Lo spunto è nato dall'invito della polizia locale ad informare i cittadini sull'installazione di alcuni nuovi autovelox nel territorio. Il parroco non se l'è fatto dire 2 volte, ha preso carta e penna ed ha scritto sul bollettino parrocchiale: la vita è un dono di Dio, ha detto, e metterla in pericolo con comportamenti scellerati, correndo in auto a velocità assurde, è un peccato per il quale si deve chiedere perdono. Alla domanda come l'hanno presa i fedeli, la risposta è chiara. Non è che i peccati si stabiliscono a maggioranza o a minoranza. Il bene comune va salvaguardato, è la nostra casa comune che tutti siamo chiamati a custodire.
Non ha usato mezzi termini Don Andrea, originario di Porcia nel Pordenonese, da qualche anno parroco a Bibione, che ha lanciato l'appello ai fedeli a non infrangere il codice della strada. Il dono della vita è il più grande e prezioso che abbiamo ricevuto e va custodito in modo corretto. Si tratta di anche educarci. Anch'io per primo dico speriamo di non prenderla, perché basta poco per prendere una multa con un'auto Velox. Dico solo stiamo attenti insieme e nell'eventualità impariamo anche a riconoscere il danno commesso. Ovviamente tiene a precisare, si tratta di un ragionamento che vale sempre per ogni trasgressione, come evadere le tasse, anche se in realtà non ho mai avuto l'occasione, dice, di ascoltare il pentimento e la richiesta di assoluzione per questo tipo di comportamento sbagliato, ma non bisogna disperarsi, c'è sempre una prima volta. Il mondo della cultura veneziana, ma non solo, in lutto per l'improvvisa scomparsa di Claudia Vio, 63 anni, scrittrice, editrice ed insegnante, morta ieri per un infarto. Autrice di racconti, è stata finalista del premio Calvino nel 2001 con la raccolta La vocazione delle donne, pubblicata poi nel 2006 dalla casa editrice da lei creata, Unica Edizioni, con la quale ha portato avanti iniziative a favore dell'autoeditoria, autoprodotte e autofinanziate, alcune delle quali all'interno del Festival letterario Carta Carbone a Treviso. I funerali di Claudia Vio saranno celebrati giovedì alle 9 nella chiesa di Santa Maria di Lourdes. Il 2018 dovrà essere l'anno della svolta per gli antichi e sedimentati problemi del tratto di laguna di fronte appunto a San Giuliano. Se lo augurano i numerosi volontari che tengono vive le attività sportive legate alla nautica. Dopo gli appelli delle associazioni veliche e remiere di Punta San Giuliano, gli interventi di manutenzione sulle arcate del Ponte della Libertà hanno scongiurato il rischio di un immediato interramento della laguna. Quanto fatto nel 2017 è stato importante, riconoscono dal Polo Nautico, ma purtroppo non è ancora sufficiente. Le difficoltà tecniche sembrano essere state superate con gli ultimi lavori e i costi sembrano, da quello che diceva anche il Politore Linetti, più bassi del previsto. Quindi noi speriamo che veramente nel 2018 si facciano altri grossi passi avanti. Le Ferrovie dello Stato stanno concludendo le operazioni sui primi 3 archi del ponte, liberandoli dai detriti che nel corso degli anni vi si erano depositati, trasformando il manufatto in una diga che favoriva il processo di interramento. Un secondo lotto dei lavori dovrebbe partire tra poco, grazie alla collaborazione con l'ex magistrato alle acque. È urgente aprire più varchi possibile, perché già l'apertura di questi varchi, confrontando le foto satellitari, hanno già dato dei segnali molto positivi. Bisogna intervenire anche in altre maniere, con la rimozione delle alghe, con la mitigazione soprattutto del traffico sul canale di Tesser, che crea enormi quantità di fanghi che poi si riversano in laguna, e possibilmente con la riapertura dei vecchi canali che si sono chiusi. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali ed ora parliamo del grande successo di visitatori a Mirano per il radicchio in piazza. Oltre alle molteplici aziende del territorio che hanno presentato la loro produzione, la CIA di Venezia ha premiato gli alunni delle scuole elementari che hanno concorso con i loro elaborati, raccontando a modo loro il mondo di Re Spadone, e così il premio è andato al radicchio metafisico. Chissà cosa avrebbe detto Giorgio De Chirico su questa versione della sua opera, il radicchio metafisico pensato e disegnato dagli alunni di quinta della scuola elementare di Campocroce di Milano. Ed è proprio questa interpretazione, accanto alle altre dove il Re Spadone è stato inserito all'interno di dipinti famosi, che si è aggiudicata il primo premio del concorso promosso da CIA Venezia all'interno dell'edizione 2018 della Festa del Radicchio di Milano. Perché bisogna cominciare, diciamo, da piccoli a insegnare le cose. Si deve insegnare il sentore dell'agricoltura, della capacità produttiva dell'agricoltura e soprattutto, secondo me, il significato di mangiare sano e mangiare
diciamo roba italiana, roba nostra. Un concorso, una festa, appuntamenti ormai classici per la città. Da un lato racchiudiamo tutte le associazioni di categoria, un prodotto importante per questo territorio, il radicchio fiore d'inverno, e facciamo conoscere soprattutto anche al mondo della scuola, e coinvolgiamo l'Istituto Lorenz, che è uno degli istituti più importanti, che proprio riesce a diffondere come viene coltivato e anche la fatica e il lavoro importante che c'è dietro questo grande prodotto. Una vita che i ragazzi hanno voluto raccontare anche in questo plastico. Questo qui è il radicchio, piturato di viola. Poi c'è questa casa fatta di cartone, poi abbiamo anche le tende qua dentro, poi abbiamo i maialini con la mangiatoia. Un prodotto, Radicchio di Treviso, che ha dato sotto le feste soddisfazioni ai produttori. Fino a Natale e Capodanno i prezzi sono andati buoni, adesso dall'inizio dell'anno, come si suol dire, c'è un po' di crisi anche nel nostro settore, causa un po' mancanza di soldi finito le feste, e il prodotto è buono lo stesso, però sono calati un po' i prezzi. Ed ora siamo allo sport basket. Reyer espugna a Milano, ma con il gravissimo infortunio di Oreli che sarà fuori almeno per l'intera stagione, il coach De Raffaeli gli dedica la vittoria. La Reyer a Milano vince contro una buona squadra avversaria e chiude il girone d'andata per 80-84. Espugnendo a Saghi, i lagunari potrebbero raggiungere proprio i Meneghini in classifica. Ottima la prestazione degli Orogranata sia in attacco che in difesa. Unico neo l'ennesimo serio infortunio stagionale, stavolta quello di Orelic, uscito dal campo in barella già a inizio ripresa, con coach De Raffaele che ha un pensiero davvero dedicato per lui. Lui non è un giocatore facile da sostituire perché gioca due ruoli, però ripeto, purtroppo quest'anno è così, quest'anno ogni minuto ce n'è una, sempre un infortunio, sempre qualcosa, però ci ribocchiamo le maniche, cercheremo, vedremo cosa ci sarà. Quindi innanzitutto vorrei dedicare questa vittoria a lui, perché comunque è un giocatore, al di là del giocatore, è una persona che dà sempre tutto, e questo veramente mi fa star male. Un gruppo compatto questo degli Orogranata, che con grandi passaggi e penetrazioni ora, agganciando Milano e Brescia, si trova a meno 2 punti dalla vetta. Questa è una squadra, e questo è un fatto, che non è mai stata al completo. Non lo sarà purtroppo da qui alla fine, perché Orelic non ci sarà più, però è una squadra che con questa vittoria si è autodimostrata quanto si può andare oltre e quanto si può anche fare qualcosa di diverso pur di stare all'interno di un sistema di gioco. Siamo quasi al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, in studio Mario Conte, candidato del centro-destra alle amministrative di Treviso, e Paolo Calia, giornalista del Gazzettino. Subito dopo, alle 21:15, Ring, la politica alle corde, in studio Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, Alberto Villanova, Lega Nord, Laura Puppato del PD ed Enrico Zanetti, Noi con l'Italia. Ed era questa l'ultima notizia per l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Qualche nube sulle nostre regioni, anche se il tempo sarà in prevalenza asciutto, tuttavia con qualche fenomeno sugli estremi settori orientali. Vediamo il dettaglio del 16 gennaio. Sul Veneto tempo in prevalenza asciutto e stabile, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, specie sui settori centro-settentrionali della nostra regione, non sono previste piogge degne di nota. Le temperature massime saranno comprese tra 3 e 7 gradi, valori minimi tra 1 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo risulterà molto nuvoloso sulla nostra regione e spesso anche coperto, con qualche debole pioggia, possibile fin dal mattino, su Goriziano e Triestino, più asciutto sui restanti settori. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra 2 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige.
Tempo in prevalenza stabile, dove sarà anche ampiamente soleggiato. Qualche addensamento in più sarà possibile sul Trentino e inoltre sui confini alpini, anche con nevicate a bassa quota. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -4 e 2 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli da nord sulle zone costiere e moderati invece al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci!